Buongiorno, ai titoli con le principali notizie. 11 anni fa il naufragio di Lampedusa in cui morirono 368 migranti. Da allora il 3 ottobre è la giornata della memoria e dell'accoglienza. Nell'isola commemorazioni e ricordi. La giovane ustionata in via Capuana a Catania durante una lite. Un video diffuso dalla questura smentisce la versione fornita dalle due donne arrestate. Riesplode la protesta per la mancanza d'acqua ad Agrigento, intanto si corre ai ripari nei comuni in emergenza dove saranno installati silos in piazza per riempire bottiglie e bidoni. Non solo carenze d'acqua, gli agricoltori devono fare i conti anche con i cinghiali. Siamo stati in un agrumeto nel Siracusano. Lotta al lavoro nero a Bagheria, la finanza scopre 14 operai irregolari in 4 cantieri edili. I sindacati dall'inizio dell'anno le violazioni aumentate del 36%. A Messina si è aperto il Sud Innovation Summit, start-up multinazionali a confronto sul digitale e sul potenziale del Mezzogiorno. Calcio, Catania domenica in campo a Caserta, i rossazzurri puntano a dare seguito alla vittoria con il Monopoli contro una squadra che ha il record di pareggi in campionato. Eccoci, buongiorno. Dunque 11 anni fa il naufragio di Lampedusa in cui morirono 368 migranti. Da allora il 3 ottobre è la giornata della memoria e dell'accoglienza. Nell'isola delle Pelagie oggi commemorazioni e ricordi. Sentiamo Luca Ciliberti. Osman, Paolos, Pietros, Concini, Rawal, Roby, Romoda, Salino, Samuel, Samson, Sam. Sono passati 11 anni dal naufragio del 3 ottobre 2013 davanti alle coste di Lampedusa in cui persero la vita 368 migranti, un numero imprecisato di dispersi, e si salvarono solo in 155. Mai più morti nel Mediterraneo, si disse, ma il Mare Nostrum da allora ha inghiottito altre vite. Basta leggere i numeri: dal 1990 ad oggi hanno perso la vita oltre 66.000 persone nel tentativo di raggiungere l'Europa dal mare. Solo tra gennaio e settembre 2024 si contano 1.562 bambini, donne e uomini morti o dispersi nel Mediterraneo. E noi quello che chiediamo un protocollo operativo per l'identificazione. 11 anni fa tutte le autorità dicevano mai più morti, nel frattempo sono morti circa oltre 30.000 persone. La maggior parte di queste 30.000 non vengono recuperati in mare, o quando vengono recuperati viene dato un numero, senza poter prendere un campione permette all'indomani alle famiglie di poter identificare. Con noi in questi giorni le famiglie, una ragazzina ancora oggi, mi ricordo benissimo, ha 12 anni, è venuta dal Belgio per poter cercare avere un pezzo di carta, quindi a volte è vittima 2 volte, da una parte perché voleva un certificato, andare avanti, avere un passaporto, faceva attività scolastica, dall'altra parte anche avere una tomba per andare a piangere. In occasione del 3 ottobre, data designata come giornata della memoria e dell'accoglienza, il Comitato 3 ottobre organizza 4 giorni di confronti, dibattiti, spettacoli e incontri con gli studenti sul tema dell'immigrazione all'insegna del Protect People Not Borders. All'alba di oggi la veglia di preghiera organizzata dai pescatori che per primi hanno salvato alcuni dei superstiti durante il naufragio. Le immagini di quella tragedia resteranno indelebili su tutte, quella di una lunga fila di bare dentro un hangar del piccolo aeroporto di Lampedusa, ad oggi la più grande tragedia dei migranti che la storia ricordi negli ultimi 100 anni. Tragedia della strada in piena notte a Villa Grazia di Carini, siamo nel Palermitano. Una donna infermiera dell'ospedale Cervello è morta carbonizzata nella sua auto dopo essere uscita fuori strada schiantandosi contro un muro. Adesso veniamo a Catania, la giovane ustionata in via Capuana durante una lite. Un video diffuso dalla questura smentisce la versione fornita dalle due donne arrestate. Sentiamo Lorena Dolci. L'auto, una piccola utilitaria bianca, si ferma al distributore. La donna al volante aspetta che il benzinaio gli consegni una bottiglietta piena di benzina. È la sequenza del sistema di sorveglianza che incastra le due donne arrestate con l'accusa di tentato omicidio. Questo video, diffuso dalla questura, conferma quantomeno la premeditazione dell'aggressione nei confronti di Giusy Scalogno, la giovane di 26 anni cosparsa di benzina e poi data alle fiamme al culmine di una lite tra famiglie in via Capuana
Capuana, nata per un fidanzatino conteso da mesi tra due quindicenni. Nell'ordinanza che ha convalidato il fermo di Agatina Vitanza e Alessandra Rosa Gennamari, entrambe 42 anni, la GIP del Tribunale di Catania scrive che hanno agito con lucida ferocia. Dopo aver fatto un giro di ricognizione in auto ed essersi accorte che ad attenderle in strada c'erano almeno una ventina di donne, hanno acquistato la benzina e un accendino, anche questo immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. Nel corso dell'interrogatorio, Vitanza, madre di una delle ragazzine in lite, aveva fatto a parziali ammissioni, dicendo sì di avere portato la benzina e di averla lanciata, ma che la bottiglia ce l'aveva per caso e di non aver appiccato il fuoco. Ha invece scagionato Gennamari, un'amica di famiglia che la stava accompagnando. Le fiamme hanno avvolto una parente della famiglia rivale, forse è intervenuta per sedare la lite. La ragazza è ancora in prognosi riservata con ustioni sul 20% del corpo, ferita lievemente anche la madre. A Niscemi un uomo è stato arrestato per aver tentato più volte di appiccare il fuoco alla porta dell'abitazione dove vivono la sua ex compagna e i 4 figli della donna, che si era rifiutato di farlo entrare. La polizia è intervenuta dopo che la vittima aveva chiesto aiuto al telefono. Adesso apriamo la pagina della crisi idrica in Sicilia, perché riesplode la protesta ad Agrigento, di nuovo sit-in sotto il Palazzo Comunale, ma intanto nel resto degli altri comuni in crisi verranno apposti dei silos all'interno al centro delle piazze, proprio per poter consentire di rifornirsi di acqua ai cittadini. Comunque la situazione resta comunque, come dicevamo, critica. Davide Sardo. Si riaccende la protesta ad Agrigento in piazza Pirandello per la pesante crisi idrica che va avanti ormai da mesi. Sotto il municipio la mobilitazione civica ha coinvolto le associazioni e i comitati di cittadini ormai esasperati alla mancanza d'acqua e da intollerabili turni di erogazione. In alcune zone, a Zingarello per esempio, raggiungono i 30 giorni. All'interno del sit-in, e questo ci tengo a dirlo, degli incontri tematici. Questa sera alle 18:30 parleremo alla città perché e come hanno perso 49 milioni di finanziamento per la rete idrica. La precedente protesta era stata sospesa poche settimane fa dopo l'annunciata riattivazione degli installatori. Adesso è riesplosa e, secondo le intenzioni dei manifestanti, sarà mantenuta ad oltranza. Umiliata la nostra dignità, perché non ti sta mancando il pane, ti sta mancando l'acqua. L'acqua che è un bene primario, un bene che tu non puoi farne a meno completamente. Non ci possono, ci stanno togliendo persino la dignità, ora basta. Sono arrivati parenti dal nord, sì, se ne sono andati a Bonamorone con il bidone, poter farsi la doccia, cioè, è insostenibile. Intanto a Palermo, Enna e Caltanissetta si corre ai ripari e si pensa di utilizzare i silos con l'acqua al centro delle piazze, ma fa impensierire anche il perdurare dell'assenza di piogge. A fine novembre a Diga Ancipa potrebbe restare a secco, così le 9 province e 140.000 abitanti sarebbero senza acqua. Ci vuole vedere chiaro anche la magistratura, 2 fascicoli aperti dalle procure di Enna e Palermo. E non c'è solo la carenza di acqua per gli agricoltori, che devono fare i conti anche con i cinghiali e i maiali. La fauna infatti sta mettendo in ginocchio il comparto, che chiede l'intervento della regione. Siamo stati oggi in un agrumeto nel Siracusano. Francesco Aloi. C'è la siccità, ma gli agricoltori devono fare i conti anche con qualcos'altro, la fauna selvatica. Appena qualche giorno fa vi abbiamo raccontato la storia di un vitivinicoltore di Palermo. Oggi vi portiamo a Francofonte, nel Siracusano. Si è cercato di intervenire pur facendo delle recinzioni, mettendo del filo pure con corrente per, diciamo, come dissuasore, per cercare di allontanare questi maiali selvatici e anche incrociati con i cinghiali, che stanno arrecando parecchio danno. Qui ci sono più di 5 ettari di terreno pieni di alberi di agrumi, un'azienda che va bene, ma che ultimamente viene spesso saccheggiata dagli animali. Queste buche le hanno scavate loro. È un problema che riguarda tutta la regione. Voi cosa chiedete? Ma è un problema che già da anni riguarda tutta la regione e logicamente chiediamo uno stato di calamità. Un problema segnalato più volte all'amministrazione comunale, anche alla prefettura, ma nulla è cambiato.
Questo è uno dei muri buttati giù da cinghiali e maialini. Qui è anche impossibile fare il diserbo meccanico, vedete l'erba che cresce ovunque perché il terreno è pieno di avvallamenti. Lui è davvero stanco, spera che con questo servizio intervenga qualcuno per bloccare l'avanzata del branco. Arrestato ieri a Roma Carmelo Miano, ma chi è il 24enne di Gela che dietro un computer ha messo in ginocchio i sistemi informatici di procure e ministeri? Sentiamo Gerri Italia. Sembrava un ragazzo qualunque, ma dietro il volto di Carmelo Miano si celava uno dei più temuti hacker d'Italia. Nato a Sciacca e cresciuto a Gela, il 24enne è riuscito con straordinarie abilità a violare i server delle procure di mezza Italia e del Ministero della Giustizia, accedendo a dati riservati di magistrati e funzionari pubblici. E non era neanche la prima volta che il suo nome faceva tremare le istituzioni. Già a soli 20 anni si era introdotto nei sistemi di Telespazio, azienda leader nella sicurezza delle infrastrutture pubbliche. Le sue incursioni però non si sono fermate ai tribunali. Miano ha bucato i server della Guardia di Finanza, infettato i computer di dipendenti ministeriali con malware e persino consultato documenti riservati della Polizia di Stato. Il tutto coperto da 5 identità digitali diverse e un sistema cifrato che lo rendeva virtualmente invisibile. Una mente brillante al servizio di attività criminali che avrebbe raccolto informazioni sulla criminalità organizzata mentre sembrava non interessarsi al terrorismo. Ma il giovane hacker, nonostante la sua astuzia, era da tempo nel mirino della Procura Antimafia di Napoli. Un'indagine accurata che ha coinvolto anche altri 3 indagati ha portato al suo arresto, tra i complici anche un poliziotto che avrebbe aiutato Miano nelle sue azioni. Quando i magistrati si sono accorti delle sue capacità, hanno abbandonato persino l'uso di mail istituzionali e WhatsApp per evitare ulteriori intrusioni. Oltre ai danni causati, il giovane aveva accumulato un vero e proprio tesoro digitale, 3 milioni di euro in bitcoin ora sequestrati dalle autorità. Miano, che avrebbe compiuto 24 anni il prossimo 27 ottobre, probabilmente passerà il suo compleanno in carcere. Per catturarlo, le autorità hanno preferito non caricare l'ordinanza di arresto nei sistemi informatici, trasferendola a mano. Un'ulteriore precauzione per timore di nuovi attacchi digitali. Adesso a Bagheria la Finanza scopre 14 operai in nero in 4 cantieri edili. I sindacati lamentano sempre la carenza di controlli e dicono dall'inizio dell'anno le violazioni sono aumentate del 36%. Marco Gullà. Lavoravano in nero per 4 imprese edili. I finanzieri della compagnia di Bagheria hanno scoperto 14 operai sorpresi a lavorare senza nessun contratto. I militari, prima di entrare nell'area del cantiere, hanno prima svolto attività di osservazione dei cantieri edili sul territorio, poi hanno rilevato come in ognuno dei 4 cantieri nessuno dei 14 operai intenti a lavorare risultava assunto. È emerso dalle banche dati che 4 operai percepivano l'assegno di inclusione, un altro invece fruiva di indennità per la disoccupazione, la cosiddetta NASPI. Per tutte le imprese è stata proposta la sospensione dell'attività imprenditoriale. Gli ultimi controlli dell'Ispettorato del Lavoro ci restituiscono un quadro che noi conosciamo bene. Negli ultimi periodi e negli ultimi mesi, soprattutto a seguito della fine dei cantieri del Superbonus, stiamo riscontrando, ahimè, un esponenziale aumento dei lavoratori in nero. Questo proprio perché, soprattutto nei cantieri privati, in assenza di controlli, tutto questo purtroppo avviene con una certa consuetudine. Dall'inizio dell'anno a livello provinciale sono stati effettuati 213 interventi che hanno consentito di individuare 274 lavoratori in nero e di segnalare 117 datori di lavoro con un incremento del 36% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2023. I carabinieri di Catania hanno sequestrato una stalla abusiva nel quartiere di San Cristoforo. Trovati all'interno di un vecchio deposito 3 cavalli, sostanze dopanti e calessi. Prosegue dunque la lotta alle corse clandestine, denunciate 4 persone. Restiamo a Catania, un supermercato in un'area già destinata a una scuola e a verde pubblico. Questa la denuncia delle associazioni civiche all'amministrazione comunale di Catania sulla gestione del suolo pubblico. Sentiamo Desiree Ferlito. Il rilascio del permesso di costruire un supermercato Lidl in via Palazzotto a Catania, in una zona già abbondantemente servita, in un'area già destinata dal piano regolatore ad una scuola. La singolare vicenda è stata denunciata da Argo Catania, secondo cui la destinazione dello spazio a costruire il supermercato sarebbe contrario agli interessi della città.
La controversa vicenda partirebbe dal 2015, anno in cui l'urbanistica negò ai proprietari dell'area il permesso di costruire un supermercato con la motivazione che l'area era destinata appunto alla costruzione di una scuola e al verde pubblico. Pare che gli uffici abbiano rimosso dal sito del comune il documento e le altre tavole grafiche allegate al piano regolatore generale, stravolgendo così completamente il senso di una sentenza del CGA che negava la possibilità di destinare l'area a una struttura commerciale. Una vicenda tutta da chiarire e che interroga l'amministrazione comunale sulla gestione del suolo pubblico. E adesso sempre a Catania è stato transennato e quindi non è più percorribile il ponte sull'8ª strada nella zona industriale di Catania. Le condizioni della struttura fatiscente denunciate dall'UGL Metalmeccanici e mostrata nel corso di un servizio TG del nostro di Tonino Temana hanno indotto il comune di Catania a un intervento urgente per garantire la sicurezza degli automobilisti. La decisione di chiudere al traffico il ponte è stata presa dopo un sopralluogo dei tecnici comunali. Transennato anche un tratto sottostante il manufatto dove cadevano calcinacci dal parapetto, come abbiamo documentato nel servizio andato in onda appunto su Telecolor. Adesso ci fermiamo, una breve pausa, poi ci occuperemo delle polemiche attorno al libro di Giovanni Brusca, l'ex killer pentito. Non si placano le polemiche attorno al libro su Giovanni Brusca, uno dei killer più feroci di Cosa Nostra. Il sindaco di San Giuseppe Jato rivendica la scelta di presentarlo nel paese natale del boss e dice i giovani devono conoscere il male. Lorena Dolci. Mi sentivo un dio, ma mi sono reso conto di quello che ero quando mi hanno arrestato. In quel momento mi rendo conto che ho sbagliato, mi rendo conto che non sono nessuno. Parola di Giovanni Brusca, uno dei più spietati assassini di Cosa Nostra, l'uomo che premette il comando della strage di Capaci, quello che strangolò e poi sciolse nel lacido il piccolo Giuseppe Di Matteo. Il suo racconto di pentito in regime di sorveglianza dopo 25 anni di carcere al 41 bis è uscito in un libro a firma di Don Marcello Cozzi, vicepresidente di Libera. Ma il timbro dell'associazione antimafia non è bastato a placare le polemiche sull'opportunità di dare la ribalta a un criminale di questo calibro. Il sindaco di San Giuseppe Jato rivendica la scelta di presentare il libro nel paese dove il boss ha mosso i primi passi. Il soggetto è quello che conosciamo, sappiamo quanti omicidi ha fatto, conosciamo la pericolosità e credo che le nuove generazioni devono conoscere il male, perché se non si conosce il male non si riesce assolutamente a combatterlo. Tra le voci critiche anche quelle dei familiari del piccolo Di Matteo. Sono da parte lesa, quindi da un certo lato li giustifico, ma non possono impedire di fare conoscere agli altri quelli che è la nostra storia, quella che è la storia di un soggetto pericoloso, di un soggetto che è cresciuto nel nostro territorio. Il sindaco invita chi è contrario a leggere il libro prima di parlare. Per lui non ci sarà mai perdono, lo dice lui stesso. Allora non è un libro né che esalta il Giovanni Brusca e neanche si tenta una riabilitazione. A Messina si è aperto oggi il Sud Innovation Summit, start-up e società multinazionali a confronto sul digitale e sul potenziale del Mezzogiorno. Francesco Triolo. Si iscrive Sud Innovation Summit, si legge futuro. La seconda edizione del più grande evento dedicato all'innovazione e alla digitalizzazione del Sud Italia si è aperta oggi a Messina e ha riunito tutte le più grandi start-up e società del digitale per 1 a 2 giorni che farà il focus su come incentivare il progresso tecnologico e trasformare il Sud Italia in un motore di sviluppo per tutto il paese. Il tema della prima giornata è stato quello legato all'intelligenza artificiale. Sul palco è salito il numero 2 di Microsoft Italia, Matteo Mille. La sua presenza a Messina il giorno dopo in cui l'amministratore delegato di Microsoft ha annunciato alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni un investimento da oltre 4 miliardi di euro in Italia proprio sull'intelligenza artificiale. In Italia siamo bravissimi, siamo innovatori per estrazione, no? Popolo di poeti, di eroi, di artisti, siamo creativi, però ci manca una cosa, ci manca la competenza della
più che la competenza, la capacità di comprendere che cosa potrebbe fare le AI generative, cioè l'artificial intelligence generativa. Mancano le competenze sulle AI. Presentato anche il rapporto Sud Innovation 2024 sul potenziale inespresso del Mezzogiorno, uno studio che evidenzia il ruolo chiave che il Meridione d'Italia può svolgere come hub di innovazione e sviluppo tecnologico. Il Sud offre grandissime opportunità perché abbiamo praticamente zero barriere d'ingresso, bassi costi di labor e delle ottime potenzialità di rendimento, per cui investire al Sud secondo me oggi, momento in cui la qualità della vita è stata messa un po' al primo posto, ha sicuramente un significato. Il rapporto ha fatto emergere come attualmente nel Sud Italia ci siano 107 start-up e 13 scale-up che negli ultimi 7 anni hanno raccolto 328 milioni di euro di investimenti che si concentrano principalmente in settori strategici come l'aerospazio, l'information technology, l'agritech e le energie rinnovabili, sottolineando il potenziale di crescita e sviluppo del territorio. Una breve pausa e poi il calcio con Catania e Palermo. C'è al calcio, il Catania domenica è impegnato a Caserta, i rossazzurri provano a dar seguito alla vittoria con il Monopoli contro una squadra che ha il record di pareggi in campionato. Marco Carli. La regina dei pareggi, la casertana, ben 5 segni X in 7 partite contro il Catania che tenterà di dare un seguito all'importante successo con il Monopoli. 2 squadre, i campani di Iori e i rossazzurri di Toscano, i cui numeri di questa fase di stagione sono simili. I gol fatti, 7 per entrambe, una propensione a fraseggiare più che a lanciare lungo, con i campani più indirizzati verso il dribbling e il Catania pronto a premiare gli inserimenti. La differenza sta di certo nei punti, 12 per la squadra etnea e 8 per i campani che però non perdono dalla seconda giornata in casa con la Juve. Ma il Catania si concentra su se stesso, confida di rivedere Gherardi e di limitare con le qualità di Di Gennaro e della difesa le incursioni alle spalle dell'ultima linea che qualche grattacapo hanno creato fino ad ora, vedi gol subiti di Giuliano o qualche pericolo con il Monopoli. Un Catania che fino a questo momento ha dimostrato una componente inequivocabile. Contro squadre rodate e in alto in classifica, gli etnei hanno spesso giocato complessivamente bene, facendo capire che il futuro può essere ancora migliore. Toscano dovrà improvvisare qualcosa ancora a centrocampo, ma il Jolly Quaini si candida. A Caserta niente tifosi del Catania residenti nella provincia etnea, mentre il tecnico della Casertana chiama all'appello i sostenitori dei campani. Spero che col Catania ci spingano ancora ulteriormente, perché sarà una partita bella da giocare contro una squadra che è costruita per vincere. Noi andremo in campo e daremo battaglia anche la prossima. Il Palermo riaccende i motori in vista del match di domenica alla Barbera contro la Salernitana, pieno di entusiasmo in casa rosanero dopo la vittoria contro il Sud Tirol. Marco Gullà. Il Palermo nel match del Druso contro il Sud Tirol è tornato a segnare 3 gol come a Castellammare di Stabia e la squadra si è confermata una cooperativa del gol. In realtà le reti segnate finora non sono state tantissime, 8 in 7 gare, 4 in meno dell'anno scorso, ma la curiosità è che le 8 reti portano 7 firme diverse. L'unico ad aver segnato 2 gol è Roberto Insigne. Ci si aspettava sicuramente di più dagli attaccanti come Brunori ed Henry ancora inceppati. Ieri è ripresa la preparazione in vista del match di domenica al Barbera contro la Salernitana, un derby del Sud. Rosanero che studiano tattiche e strategie con un occhio alla situazione infortuni. Pierozzi rimane ancora in dubbio, il difensore che condivide la fascia con Lund non era stato convocato per la gara contro il Sud Tirol per un affaticamento muscolare e potrebbe risultare indisponibile anche per il match contro la Salernitana, suo ex club. Dionisi per il resto dovrebbe cambiare poco rispetto alla gara di lunedì scorso, in avanti Insigne però in vantaggio sull'Eduaron, ancora titolare invece Henry. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, vi ricordo dopo la sigla il nostro focus oggi curato da Roberta Lunghi. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon pomeriggio.